Emanuele, come mai un ragazzo così giovane si è così tanto appassionato di storia locale? Posso dire che sono un caso particolare perché vedo i miei coetanei, le persone che hanno la mia stessa età, che non sono appassionati di storia locale, non hanno questo interesse per quello che li circonda, o banalmente magari sanno quello che c'è a Milano, quello che succede a Roma, eccetera, eccetera, ma si dimenticano quello che succede nei piccoli territori come Vedelago, ma può essere anche Castelfranco, possono essere anche tutte le cittadine e i comuni contermini. Ehm, e questo mi ha spronato a scrivere, i miei 2 libri, che sono tutti e 2 usciti, e sto scrivendo anche il terzo, ho intenzione di scrivere, cioè sto scrivendo il terzo, che uscirà, prossimamente, e sto consultando vari archivi, tra cui devo consultare l'archivio storico comunale di Vedelago, ho consultato un po', di sfuggita, anche l'archivio del Consorzio di Brentella, che sarebbe il Consorzio di Bonifica Piave a Montebelluna. Ho avuto modo di guardare un libro che era una ristampa anastatica di un vecchio libro con la copertina in pelle di Alamari, che è appunto il catastico acquerellato di disegno generale di tutta la Brentella a cura del perito Angelo Prati, e insomma anche quello l'ho già inserito, e inserirò anche altri contributi avendo guardato altri archivi.